l'evento culturale passa dai giovani e la scuola educa al rispetto, un messaggio che l'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro ha concretizzato con un appuntamento tematico. Protagonisti gli alunni della scuola che hanno avuto modo di confrontarsi con le istituzioni politiche, militari e religiose del territorio, ma anche con l'associazione Telefono Aiuto, da anni impegnata in prima linea ad aiutare le donne e gli uomini vittime di violenza. In sostanza tutta la scuola si è messa a disposizione dei ragazzi e noi nel nostro piccolo, sia i tecnici che i collaboratori scolastici, gli insegnanti, abbiamo collaborato tutti per far sì che questa manifestazione abbia avuto un buon riscontro. Ho visto nei ragazzi, specialmente nei maschi, un interesse per quanto riguarda questa situazione circa la violenza delle donne. Il rispetto di ogni persona e il contrasto di qualsiasi tipo di abuso e discriminazione rimane una delle sfide più urgenti da affrontare. Ed a margine del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i ragazzi della dirigente Annalia Todaro hanno avuto occasione per riflettere su aspetti quali la solidarietà, pari opportunità e rifiuto alla violenza. Di un'attività didattica realizzata dai docenti in maniera interdisciplinare, oggi è stata realizzata presso il Plesso Mattarella dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro un seminario di riflessione sulla tematica della violenza contro le donne, una tematica che sta diventando un'emergenza sociale e che gli stessi ragazzi hanno sentito come è necessaria di approfondimento. L'atrio dell'istituto si è trasformato in un luogo di dibattito, crescita e riflessione, ma anche di esposizione dei lavori fatti dagli studenti, letture, contributi video e l'esposizione delle simboliche scarpette rosse da donna per ricordare le vittime di femminicidio. È un momento molto sentito dai ragazzi, tanta partecipazione, hanno fatto diverse attività, come si è potuto vedere, hanno preparato tutta la scena con cartelloni, con riflessioni scritte, anche poesie, e hanno molto evidenziato questo problema, perché i giovani ne risentono tanto e ne parliamo anche tanto in classe. Hanno dimostrato appunto il meglio di se stessi, ma soprattutto la loro delicatezza, la loro sensibilità nei riguardi di questa tematica. Educare al rispetto rappresenta il mezzo più efficace per forgiare generazioni consapevoli della propria identità, dei propri diritti, della propria libertà. Iniziative come questa appaiono sempre più necessarie in un paese dove le cronache continuano a raccontare storie di donne abusate, violentate, maltrattate, sfruttate, assassinate. L'articolo 24 della Costituzione prevede il diritto di difesa, quindi tutti hanno diritto di essere difesi. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very